Dopo un 2014 disastroso, i viticoltori veneti possono tirare un sospiro di sollievo in vista della vendemmia 2015. Buono lo stato vegetativo delle viti, regolare il loro sviluppo, rese produttive in leggero recupero. Questo è il quadro tracciato da Veneto Agricoltura sullo stato di salute del vigneto in occasione del primo di 3 appuntamenti dedicati alla viticoltura regionale. Ormai da parecchi anni Veneto Agricoltura con la Regione Veneto, con il CIRB dell'Università di Padova e ABEPA e tutti gli enti comunque coinvolti organizza il trittico vitivinicolo, ovvero 3 momenti informativi, il primo a giugno qui a Conegliano, il secondo ad agosto a Legnaro sulle previsioni della vendemmia e il terzo consuntivo a dicembre. Sono momenti interessanti, utili per capire non solo l'andamento, ripeto, nel vigneto, ma poi anche l'andamento commerciale, il marketing e così via. Circa 200 i produttori che hanno preso parte all'incontro, che ha prefigurato nel periodo a cavallo tra agosto e settembre una data plausibile per la raccolta dell'uva. Una prima ipotesi che dovrà fare i conti con lo sviluppo della pianta e la situazione meteorologica, ma dopo l'esperienza del 2014, anno più piovoso dal 1950, i viticoltori veneti sono più preparati. Per i prossimi 15-20 giorni ci saranno parecchie probabili precipitazioni, non di alta intensità, però quelle precipitazioni da 10-15 mm che al di là della pioggia che apportano lasciano però la vegetazione molto umida anche per parecchie ore, soprattutto nelle ore notturne. L'anno scorso questo è stato forse la causa di tutti i danni che abbiamo avuto, quest'anno le sfogliature sono state fatte, le scacchiature già in fase primaverile, le spollonature e così via dovrebbero garantire un miglior microclima all'interno della chioma, per cui anche minori problemi dal punto di vista sanitario. Cambiamenti climatici e malattie della vite sono oggi le minacce più temute dai viticoltori, per questo Veneto Agricoltura sta portando avanti la ricerca su varietà di vite ammesse alla cultura nel territorio regionale resistenti alle principali patologie. Attualmente abbiamo vitigni di scuola nordica, diciamo, quindi prevalentemente possiamo chiamare i vini imparentati con i Riesling, con i Pinot. Attualmente si stanno inserendo vini vicino al Tokai friulano, al Merlot e al Cabernet Sauvignon e poi in corso vi sono molti altri progetti fatti anche in questo territorio veneto, per esempio dal centro di ricerca qui di Conegliano, che stanno provando l'inserimento di geni resistenti sulla glera. Anche le previsioni delle rese produttive promettono bene, incrementi dal 4 al 6% per Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot, Corvina e Rondinella, tanto che tra gli stessi produttori trapela ottimismo. Dal punto di vista qualitativo, dalla conformazione dei grappoli che ci sono e dalla disposizione proprio nel vigneto, direi che potrebbe essere una di quelle annate da ricordare.